Ciao gente, io sono Crazy, ma per gli amici sono anche Salvatore. Benvenuti oggi in un nuovo Daily Vlog. Ragazzuoli, oggi abbiamo in serbo un piccolissimo esperimento sociale. Infatti tra pochissimo verrà da fuori città, a più di 200 km di distanza, il mio migliore amico, cioè uno dei miei migliori amici, Vincenzo si chiama. Verrà qui raga, e lui non sa che per lui c'è in serbo una piccolissima non è sorpresa, un piccolo regalino, chiamiamolo così. Infatti gli voglio fare appunto un esperimento sociale dove lo metterò alla prova e vedremo se lui ci cascherà oppure no. Adesso vi spiego meglio. Infatti l'unico che c'è a casa in questo momento è lui, perché sì, quando verrà Vincenzo non ci sarò io. Rio, ciao, tu sarai qua e vedrai tutto. Vabbè, anche la telecamera che nasconderò, però comunque sia Rio, un attimo. Metterò una telecamera nascosta. Ascoltami quando parlo. Metterò una telecamera nascosta e vedremo se Vinx ruberà i soldi, le cose di valore che metteremo sulla tavola. E tu poi mi dovrai dire tutto, ok Rio? Ok? Rio, ok? Ok, ha calato la testa, cioè ha detto sì. Va bene, grazie mille Rio. A dopo. La cosa che c'è da fare ora è chiamarlo e capire dove è lui. Quindi, Rio, un attimo. Chiama Vinx. Perfetto. Pronto, Salvo? Ehi, Vincenzo, oi, ma quando vieni? Perché... 5 minuti, sono 5 minuti da casa tua. Ah, 5 minuti a casa mia. Ok, Fra, ascolta, purtroppo io faccio un po' di ritardo, quindi arrivo tra tipo 15 minuti. Fai una cosa, ti lascio la porta aperta, entra pure a casa mia, tanto non c'è nessuno, entra pure a casa mia, sali pure su e aspettami su. Io ritardo un 20 minuti massimo, ok? Va bene? Ah, troverai il Rio dentro, ok? Va bene, ci gioco. Ok, ciao. Perfetto raga, abbiamo solo 5 minuti di tempo per nascondere tutti gli oggetti, tutti i soldi di valore che metteremo in casa. E vedremo se lui raga, con le telecamere nascoste ci cascherà, nel senso prenderà qualche oggetto oppure no. È un esperimento sociale e se questo video arriva a 10.000 like metteremo soldi per terra o ci dimenticheremo soldi in un marciapiede e vedremo la gente a caso fuori se li prenderà oppure no. Quindi faremo un esperimento sociale in pubblico. 10.000 like raga, lo facciamo. Questi saranno i nostri oggetti. Abbiamo preparato un orologio, quello di mio padre, un altro orologio che non so se sono in oro, sono placcati in oro, vabbè non ne capisco niente raga. E poi abbiamo preparato 50, altri 50, altri 50 e altri 20 per un totale di 170 euro. Ragazzi, dobbiamo metterli per casa, però per esempio questi due li lasciamo qua, li lasciamo su queste cose qua, ok? Questo qua, questi soldi li mettiamo 20 euro qua, ok? Poi prendiamo altri 50 euro li mettiamo qua raga, e poi altri 100 li mettiamo qua, ok? Abbiamo 100 lì, 50 qui e soprattutto 20 euro qui raga, e gli orologi qua. Il nostro set è completo ragazzuoli. Adesso non ci rimane altro che liberare la stanza. Mancano ancora 2 minuti prima che lui sia qua. Io vado a nascondermi laggiù. Lui sa ovviamente che troverà la porta aperta di qua su e quindi salirà qui. Ragazzuoli, tocca a noi. Nascondiamo la telecamera e vediamo che succede. Ok ragazzi, ho piazzato la telecamera qua e praticamente la terza inquadratura, che sarebbe quella alla TV, non si vede, quindi ho deciso di cambiare e di mettere gli altri è volato il Rio. Ma Rio! E poi vabbè, seconda guerra mondiale lo sa. Rio! Allora, ho capito che qua no, ok raga, praticamente cosa farò? Ho deciso che non mi nasconderò laggiù, ma mi nasconderò nel bagno. Attiverò adesso questa telecamera e vedrete la mia reazione dal bagno. Attiviamo adesso la telecamera e ci siamo, ok? Let's go, boy. Io vado in bagno, aspettiamo che lui arrivi e andiamo, a dopo. Ci siamo, lui è qui a quanto pare. Speriamo solo che non apra il bagno e che non gli scappi la pipì, se no siamo veramente fregati. Io vedo qualcuno. Ciao Rio. Ciao Rio. Rio.
Questi soldi. Rio, bello. Ok. Questi soldi. È fatta, ha visto i soldi. Vabbè, intanto questo del collo lo lascio qua. Questi soldi. Facciamo una cosa. Li prendiamo. Ottimo. Prendo tutti. Ottimo. Raga, li ha presi. Ragazzi, mi è venuta un'idea. Sono appena arrivato ora a casa di Crazy e ho trovato soldi a tavola. Qua. Beh, facciamo uno scherzetto, glieli facciamo sparire, quindi dai, vediamo cosa farà, perché lui non è in casa, perché mi ha detto di venire in casa, perché ci sono tutte cose aperte. Qui c'è Rio, mi ha detto che c'era solo Rio in casa, e non c'è veramente nessuno. Facciamo uno scherzetto e glieli facciamo sparire. Ora me li metto in tasca. Bella. Ci posso credere. Raga, usciamo allo scoperto. 3, 2. È dubbio. Scherzetto d'obbligo. Ti ho scoperto. Brutto infame che non sei altro! Stavi rubando i soldi. Io. E c'era una telecamera nascosta qua. Infame! Infame. Infame. Non è come pensi. Non è come penso. Allora, aspetta, calma. Non Calma. è come Prendi il telefono, penso. Prendi il tuo telefono. Non prendo niente. Prendi- Mia. Guarda, No, guarda dopo il mio tutti i Instagram. soldi. Prendi il mio- calmo. Tutti i soldi ha preso. Allora, qui. Che fuori da casa mia. Fuori da casa mia. No. Ma come faccio a fidarmi di un Ascoltami. amico come te? Io pensavo fossimo amici. Cioè, io credevo. Ascoltami. Rio, Va. ti rendi conto che questo infame ha preso i Vieni soldi? qua. No, Guarda non c'è Instagram. non guardo Guarda niente. Instagram. Sei un infame. Guarda I soldi, raga. No, io non ci credo. Allora, Vince, li prendo bene. no, stai zitto. I soldi tu li hai presi e te li sei messi in tasca. Sei venuto a casa mia e hai preso i soldi. E dammi i soldi, No. dammi i soldi. No, niente. cosa? No. Allora, Vince, tu non hai capito la gravità della situazione. No. Dammi. No. 20 euro perché per la paghetta, tieni. No, guarda Instagram, ti prego, guarda Instagram. Guarda Instagram, ti do questo e guarda Instagram. Dammi i soldi. Guarda, Infame. ti prego. Aspetta, Sei un infame. No, non è come pensi. Sei un Non è come sembra. birbante che non sei altro. Non è come sembra. Tu. Se non mi prendevo il televisore, vedeva come sembra. Quest'infame. Quest'infame. Questo è il tuo telefono. No, io non guardo Instagram. Prego, guarda Allora, Instagram. ma non puoi giustificarti dicendo guarda Instagram. Tu devi guardarlo. Io non ci posso. Fuori da casa mia. No, Tu sei un no, infame. Allora, io non esco, Tu sei vabbè, un mi rubo il tuo infame. telefono. Ciao. Guarda Instagram è una scusa, E guarda Instagram. Guardo Instagram. Tu Perché? come pensi secondo te che io ho rubato? Tu hai rubato i soldi, te lo dico. Ho io. rubato? Sì, hai rubato. Ho rubato? Ti devi vergognare, Vince. Io mi devo Cioè, vergognare. No, Perché no, tu fra, stavi registrando? tu non sei un amico. E stavi facendo Tu- quella solita tu non scherzetto Non sei un amico. Io non Siedi sono qua, amico. siediti qua. Cosa devo guardare Instagram? Guarda Instagram. Il tuo profilo? Il mio profilo. Il tuo profilo. Guardalo. Guarda, ho fatto Aspetta, questa sono proprio curioso, dai. Guarda, questa è in guardiamo. macchina. Ok, Metti l'audio. metto l'audio. Guarda. Dai, Ragazzi, mi è zitto. venuta un'idea. Sono appena arrivato a casa di Crazy e ho trovato soldi a tavola. Qua. Beh, ci facciamo uno scherzetto. Glieli facciamo sparire. Quindi dai, vediamo cosa farà. Perché lui non è in casa. Perché mi ha detto di venire in casa. Perché ci sono tutte cose. A parte che il mio Instagram Crazy_Med è bello perché comunque vedrete sempre le novità, tutti i video che escono, quindi andate su Instagram, raga, tutte le novità, Codice guardate, ci stappo, codice ci mandate. non mi ammazzare. E poi Non mi ammazzare. tu mi stai dicendo che era uno scherzo, vieni qua. No. Subito vieni
Aiuto. Sì, tu non me ne hai fatti Ma tanti. come ti viene in mente? Io non ci posso credere. Allora, scherzo è riuscito male, ok? Cioè, anzi, non lo so. Esperimento sociale è riuscito male. Ma vi rendete conto che io faccio un esperimento sociale e quello ruba i soldi per un suo scherzo? È finito male. Va bene, è dubbio. Io non ci posso credere. Io non ci... Ma tu non mi avevi detto, bene, non mi avevi Vince. detto che non c'eri a casa. Ti è finita bene, Vince. Io ti dico solo questo, ti è finita bene. Fatemi sapere quali altri esperimenti dovrei fare anche con i miei fan, per esempio. E vabbè, raga, oggi questo esperimento, questo primo esperimento è finita veramente male. Codice ci manda nel negozio di giocare in torre. No, finisce qua. Vieni qua! Vieni! Grazie per avermi dato il segnale, Rio. Sei stato un grande. Grazie a te, ce l'abbiamo fatta a scoprirlo.